2 furti in casa a distanza di meno di 2 settimane. Sono devastato, dice, insieme ai vicini al Parco Ducale di Treviso ha deciso di affidarsi alla vigilanza privata. Un ragazzo di 26 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Era alla guida di un'auto uscita di strada e finita contro un muretto. L'incidente all'alba a Falzè di Trevignano. Contagi in calo dal 15 febbraio, l'ULSS 2 parte con il piano di recupero delle prestazioni sanitarie, visite ed interventi chirurgici sospesi per il Covid. Il direttore rinviate 16.000 visite, ci vorranno diversi mesi. Sul caso del maxi debito da quasi 11 milioni di euro che il direttore generale dell'ULSS 7, il trevigiano Carlo Bramezza, si ritrova a dover coprire, risulterebbero in corso verifiche anche da parte della Regione. Risse tra adolescenti, quanto accaduto a Oderzo solleva il tema del disagio giovanile. Secondo il consultorio di Treviso sono mancate le attività extrascolastiche per creare gruppi. Mentre Carnevali di Marca ha annullato tutte le sfilate, a Giavera del Montello oggi pomeriggio è tornato il carnevale con la sfilata dei carri. Super Green Pass e numeri contingentati non hanno fermato l'allegria. Oggi e domani ingresso gratuito al Museo Bailo per vedere il gesso di Amore e Psiche di Canova, anticipazione della mostra di maggio dedicata allo scultore neoclassico di Possagno. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Emergenza sicurezza in città, in primo piano il duro sfogo del ristoratore Francesco Colaianni, vittima di 2 furti in casa a distanza di meno di 2 settimane l'uno dall'altro. Insieme ai vicini al Parco Ducale di Treviso ha deciso di affidarsi alla vigilanza privata. Purtroppo nel giro di 13 giorni 2 furti in casa mi sembra un po' troppo, davvero, sono devastato, sia io che mia moglie facciamo fatica ad andare avanti. Francesco Colaianni è il titolare del ristorante Mar di Vino alla Ghirada e nel raccontare il doppio furto subito in casa da lui e dalla moglie in zona Parco Ducale a Santa Maria del Sile trasmette tutto lo sconforto e la frustrazione delle vittime di questi reati odiosi. Il secondo colpo venerdì sera, l'alert è arrivato mentre i Colaianni erano al lavoro. Io mi sono precipitato a casa e ho visto questi ragazzi scappar via da dentro casa mia, non è per niente piacevole, ma soprattutto il fatto che dopo 13 giorni, impensabile una cosa, me la stavo quasi mettendo via, ho detto vabbè, è capitata anche a noi, prima o poi doveva capitare, invece niente, non lo so, forse sono venuti a finire il lavoro. L'incasso della settimana, i gioielli di 25 anni di matrimonio e poi i danni con gli infissi devastati. Colaianni, pugliese, fa una riflessione amara. Vengo da Bari, sono venuto via 30 anni fa da una città dove la delinquenza è veramente all'ordine del giorno, sono arrivato qui che potevo lasciare la macchina aperta, invece altro che qui non è impensabile, ormai non si può più vivere. Il ristoratore ha deciso di reagire coinvolgendo anche i vicini di casa. L'intero quartiere, dice, ha bisogno di maggiore sicurezza, non rimane che pagarla di tasca propria. Metteremo telecamere, altri allarmi sul perimetrale della casa, e soprattutto abbiamo deciso con gli altri vicini di casa di prendere questa iniziativa in modo da avere una guardia da quando inizia a far buio a notte fonda, in modo da difenderci, anche perché noi, avendo un'attività ristorativa, finiamo tardi e tornare a casa mi spaventa, sono spaventato da questa cosa qua. Ed ancora a cronaca, grave incidente all'alba di oggi a Falzè di Trevignano in via Montello. Erano quasi le 6 del mattino quando un'auto condotta da un ragazzo di 26 anni, originario del Burkina Faso, è uscita autonomamente di strada schiantandosi contro un muretto. L'impatto è stato molto violento ed il giovane ha riportato ferite molto gravi. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale di Treviso. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per accertare le cause dell'incidente. Il Covid, ora ancora in flessione la curva dei contagi, 4.491 in Veneto e 814 nella Marca nelle ultime 24 ore, in calo anche i ricoveri, anche se resta ancora alto il numero dei decessi, 21 in Veneto, 5 dei quali a Treviso. In forza di questo scenario in miglioramento, l'ULSS 2 avvia dal 15 di febbraio il recupero delle prestazioni rinviate nella quarta ondata.
Calano i contagi e la sanità trevigiana si riorganizza per tornare ad effettuare tutte quelle prestazioni sanitarie, visite specialistiche ed interventi chirurgici sospesi a causa del Covid. Si parte dal 15 febbraio. Verranno chiamati in base all'urgenza, in base ovviamente al tempo di permanenza in lista d'attesa che hanno avuto, direttamente nel nostro CUP e verranno ovviamente ricollocati all'interno delle varie specialità in modo tale da fare nel più breve tempo possibile le visite. È chiaro che andremo con una ripresa un po' lenta, quindi le persone non si aspettino che tutto venga risolto nel giro di un mese, perché chiaramente 16-17 mila prestazioni specialistiche sono tante, tenendo anche conto che dovremmo rispondere a quelle che si aggiungono, per cui noi contiamo effettivamente di arrivare in pareggio, mi passi questo termine, con l'estate. Per quanto riguarda gli interventi chirurgici, anche qui si ripartirà a breve, tenendo comunque conto che per il Covid ci sono ancora negli ospedali della Marca 215 persone ricoverate, 16 delle quali in terapia intensiva. Le terapie intensive sono importanti per gli interventi chirurgici, in modo tale da garantire 2 aree forti dove faremo il day surgery, quindi Vittorio Veneto e Treviso, e poi ovviamente lentamente sbloccare anche le sale operatorie per l'attività, quindi nel giro di un paio di settimane, le sale operatorie per l'attività ordinaria. Dovranno comunque essere mantenuti dei presidi Covid per tutti i pazienti che sono e verranno ancora ricoverati a causa dell'infezione da coronavirus. Manterremo come presidi Covid le malattie infettive di Treviso e una parte dell'ospedale di Vittorio Veneto, che comunque risorgerà nuovamente come ospedale che farà anche interventi ordinari, perché l'idea è quella, come dire, di dare la possibilità anche a Vittorio Veneto di riaprire il pronto soccorso e di poter fare interventi chirurgici ordinari. E continuiamo con la sanità, con una notizia che arriva da Bassano ma riguarda tutta la regione del Veneto, ed è quella relativa al rinnovo dei piani terapeutici per chi soffre di diabete. Piani terapeutici bloccati per i diabetici dal 1° febbraio. Impossibile rinnovare il programma sanitario per stabilire il quantitativo di materiale necessario per la cura e il controllo della patologia, che solo nel distretto dell'ULSS 7 Pedemontana coinvolge 10.000 persone. Impossibile anche per i medici del San Bassiano accedere alla piattaforma online dei singoli pazienti per il rinnovo del piano terapeutico, il che significa che chi è malato e ha finito ad esempio le strisce per misurare la glicemia, fondamentale appunto nella cura del diabete, rischia di peggiorare e molto la sua situazione di salute. Il problema è stato sollevato nel Bassanese con numerose telefonate anche alla nostra redazione, ma riguarda tutta la regione. Si tratterebbe infatti di una decisione presa da Azienda Zero, che ha rinnovato la piattaforma web senza però trasferire i dati dei pazienti contenuti nella vecchia. Quindi il materiale che spettava a un utente è sparito dagli archivi degli ospedali veneti e delle farmacie dove lo stesso paziente andava a ritirarlo. La protesta è montata sia dai malati che dai medici diabetologi, tanto che Azienda Zero, proprio nelle scorse ore, ha messo di corsa una toppa alla questione, prorogando di 6 mesi il vecchio piano terapeutico dei diabetici interessati. Ma sul piatto anche un'altra questione. L'inserimento dei dati dei pazienti nella vecchia piattaforma era praticamente immediato per i dottori. Con la nuova piattaforma ci serve molto più tempo, che va quindi a gravare sulle visite. Al proposito, lunedì 14 febbraio tutti i medici diabetologi del Veneto avranno un incontro online con i vertici di Azienda Zero per cercare di trovare il più rapidamente possibile una soluzione a questo disagio che coinvolge una fascia molto vasta di popolazione. Sul caso del maxi debito da quasi 11 milioni di euro che il direttore generale dell'ULSS 7 di Bassano, il trevigiano Carlo Bramezza, si ritrova a dover coprire, risulterebbero in corso verifiche anche da parte della Regione. Sarebbero in corso degli approfondimenti anche da parte della Regione sul caso del direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, il trevigiano Carlo Bramezza, il cui patrimonio è stato posto in liquidazione dal giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Treviso per far fronte a un debito di quasi 11 milioni di euro maturato per aver firmato a garanzia di consistenti esposizioni debitorie da parte di 2 società nell'ambito immobiliare di cui era socio. In particolare gli uffici regionali starebbero effettuando verifiche su quanto dichiarato dallo stesso Bramezza
alla firma del contratto di dirigente pubblico in merito al ruolo ricoperto nelle due società in questione. Un buco ingente, quello di cui il manager 55enne è chiamato a rispondere. Bramezza, prima direttore di IPAB come Casa Marani a Villorba, quindi direttore generale dell'ULSS 4 di San Donà di Piave Veneto Orientale, ora alla guida dell'ULSS Bassanese, ha ottenuto di beneficiare della legge ribattezzata Salva Suicidi per coprire il maxidebito, quella che consente di mettere in liquidazione il proprio patrimonio personale per saldare i creditori. Il decreto del giudice Clarice Di Tullio cita il pignoramento dell'abitazione, di un appartamento già andato all'asta, di soldi in banca e quote azionarie, nonché del quinto dello stipendio, lasciando nella disponibilità del manager solamente un minimo vitale e l'auto utilizzata per recarsi al lavoro. Ed ora una notizia di cronaca giunta proprio in questi istanti in redazione ed è quella relativa a un parapendio a motore che è precipitato oggi pomeriggio intorno alle 18 nel Padovano, nella spiaggia della Boschettona di Codevigo. Il pilota, un quarantenne di Preganziol, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Padova. Sul luogo anche i carabinieri che ora stanno conducendo le indagini. Domani, 14 febbraio, a Treviso la campagna di screening Unlights al padiglione F1 delle malattie infettive del Cafoncello. Domani pomeriggio dalle 16 alle 19 sarà possibile effettuare gratuitamente un test salivare di diagnosi per l'AIDS. Un gesto d'amore nel giorno della festa degli innamorati, fare il test per l'HIV. L'iniziativa per il giorno di San Valentino è dell'associazione Unlights di Treviso che in collaborazione con il reparto malattie infettive dell'ospedale Cafoncello ha organizzato una giornata di screening anonimo e gratuito. L'AIDS è una malattia della quale poco si parla, ancor meno da quando è scoppiata la pandemia, ma è molto importante che sia diagnosticata precocemente. L'80% delle persone in Italia, ma anche qui da noi a Treviso, si infetta attraverso rapporti sessuali. Quindi le persone non si infettano come 20 anni fa perché utilizzano sostanze stupefacenti o perché, come veniva chiamata una volta, la peste a gay interessa solo gli omosessuali. L'HIV ha una trasmissione per via sessuale e quindi interessa le persone anche eterosessuali. Fondamentale intercettare il paziente nella fase iniziale dell'infezione quando non ha sintomi. Anche perché quando sta bene, devo dire, nella fase in cui è anche tra virgolette più pericoloso in quanto può trasmettere l'infezione ad altri, e comunque con le terapie attuali la malattia diventa una malattia cronica, un po' come il diabete, la pressione, uno che cura anche l'ipertensione, e riesce a congelare la malattia sine die, quindi anche per tantissimo tempo, se non per sempre. Adesso ci sono vari farmaci che si gestiscono soprattutto sulla tossicità a lungo termine, il paziente fa una vita non praticamente, proprio normale come tutti gli altri. Il test non è invasivo, viene effettuato su un campione di saliva, l'accesso è libero dalle 16 alle 19 del 14 febbraio nel padiglione F1 di malattie infettive del Cafoncello, ingresso da via Scarpa. Per l'attendibilità del test non occorre aver mangiato ma neanche una caramella, un chewing gum nel quarto d'ora precedente. Fa una chiacchierata con noi, quindi non c'è assolutamente da aver paura e timore di venire a fare il test, questo lo dico soprattutto ai ragazzi più giovani. Aspettano 15 minuti e avremo il risultato. Crack Veneto Banca, ad una settimana dalla condanna a 4 anni di reclusione per Vincenzo Consoli, si è tornati ieri mattina in aula per il filone bis. L'accusa stavolta, che non riguarda solo Consoli, interessa anche altri funzionari della banca. Intanto il riconfermato segretario generale provinciale della CISL Treviso Belluno, Massimiliano Paglini, ex dipendente di Veneto Banca, commenta la sentenza del primo processo che ha visto Consoli condannato a 4 anni. Giustizia non si è fatta, nel senso che
rimangono sul terreno 5 miliardi di risparmi bruciati, situazioni che hanno distrutto famiglie, tessuto sociale, economico, e quindi dovremmo interrogarci sul perché si è arrivati a questo e non si è fatta giustizia prima. Il commento non è tanto del sindacalista quanto del dipendente di Veneto Banca, perché Massimo Paglini, numero 1 della CISL trevigiana, non le manda a dire proprio in questa seconda veste a Banca d'Italia. È colpa di un sistema che lo ha anche sostenuto Consoli, e quindi Consoli è stato solo l'anello terminale di un sistema che non funzionava, a cominciare anche da chi doveva vigilare, perché oggi viene condannato Consoli per ostacolo alla vigilanza, ma la vigilanza non si è fatta. E l'affermazione viene da chi bilanci, situazioni e sensazioni le ha viste e vissute da dentro il palazzo di Montebelluna. La situazione di bilancio la vedevamo già dal 2010-2012 e viene da lontano, viene da 1 miliardo di avviamenti in bilancio che erano stati ascritti perché erano per l'acquisizione della Banca Popolare di Intra, e poi quel miliardo non valeva più niente, ma questa cosa qua si sapeva da almeno 6-7 anni. Scelte avventate sulle acquisizioni a Fabriano, ma anche in Puglia, per non dire delle varie banche estere che hanno appesantito e non poco i bilanci di Veneto Banca, che fino al 1997 erano più che positivi grazie al traino del comparto calzaturiero montebellunese. Anno orribile il 97 per Paglini, con la storica assemblea del Palazzetto Allegrenzi che sancì l'entrata in scena di Vincenzo Consoli e Flavio Trinca. Anche sul prossimo processo per truffa l'ex cassiere di Veneto Banca ha più di qualche dubbio. E rispetto alla confisca del patrimonio poco si potrà ottenere. Purtroppo se la giustizia italiana arriva tardi, i buoi scappano di solito. Torniamo sul caso della rissa organizzata tra adolescenti ad Oderzo per organizzare video virali, un caso che fa discutere e solleva il tema del disagio giovanile. La fascia dell'adolescenza, come anche dei giovani adulti, la fascia in cui uno scopre il proprio valore e decide chi vuole essere. Io credo che questi adolescenti, come tutti gli adolescenti di questo tempo, abbiano subito la mancanza di gruppi di appartenenza forti, belli, motivazionali. Se l'identità si forma attraverso le relazioni, come spiega Veronica Gallo, psicologa, psicoterapeuta del consultorio familiare di Treviso, è nelle relazioni tra pari che gli adulti sono chiamati a dare una risposta alla ricerca di identità dei giovani. Servono contesti di appartenenza, spiega Gallo, che nutrano i ragazzi e che ripropongano modelli di adulti più appetibili. La scuola, seppur abbia cercato di mettere in piedi delle soluzioni nuove per arrivare ai ragazzi, in questi 2 anni è stata comunque messa a dura prova. Certo è che manca tutto quel lavoro che la scuola forniva di contesti extrascolastici in cui favorire le dinamiche di gruppo. Questo è mancato tanto. Un video virale pensato e realizzato attraverso una lite organizzata in piazza, come nel caso di Oderzo, diventa così un modo per cercare di essere e di farsi vedere e avere delle risposte. Un fenomeno sempre più diffuso in cui, secondo Adriano Bordignon, direttore del consultorio trevigiano, le famiglie possono avere un ruolo. Dobbiamo accettare la sfida, noi adulti, di entrare in uno spazio normalmente e mediamente non conosciuto, parlo in particolare ai genitori, non farlo improvvisamente al 14° anno d'età, al 17° anno d'età, ma restare sempre in una relazione costante e continuativa con i propri figli. La pandemia ha aggravato la condizione di tante donne in tutto il mondo, anche a Treviso. Per questo l'Onlus trevigiana Protection for Kids ha lanciato il progetto Io per lei. Cosa vuol dire essere donna oggi nel 2022? Cosa significa? Che cos'è veramente la violenza di genere? Che cos'è la violenza di genere, ma soprattutto da che cos'è che si origina la violenza di genere? La violenza di genere si origina da quelli che sono gli stereotipi di genere, i cosiddetti luoghi comuni. Un percorso in 6 appuntamenti per andare oltre i giudizi e i pregiudizi, creando una rete fra donne ma aperta però a tutti. Per l'Onlus trevigiana Protection for Kids, attiva nel contrasto al cyberbullismo e alla pedopornografia online, 2 anni di pandemia hanno aggravato le condizioni di tante donne, acuendo le violenze di genere e l'uso smodato dei social, spesso palcoscenici di un linguaggio sopra le righe e misogino. Da qui Io per lei, un vero e proprio percorso formativo e culturale
con esperti da tutto il mondo e ispirato a Chori, centro antiviolenza del Nepal, dove la stessa Nachiara Sarto ha trascorso un periodo di formazione, esperienza tra le schiave sessuali, troppo spesso bambine, che sarà raccontata senza filtri. Sarà una diretta in live streaming in collegamento con Kathmandu per dare la possibilità alle partecipanti di questa rete di conoscere Chori, ma soprattutto di conoscere le sue partecipanti. Io per lei sarà aperto ai comuni del territorio, alle donne assistite dalla Caritas, a scuole e aziende. Il nostro augurio che facciamo ad alta voce è che Io per lei possa diventare un programma, quindi un'iniziativa che duri nel tempo, coinvolgendo sempre più donne e uomini, ma anche e soprattutto anche abbracciando nuove situazioni difficili, nuove progettualità. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco.